Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Volevo rispondere un pochino a quanti si fossero posti questo dubbio: come coniughiamo la magia con Dio? Cioè, come coniughiamo la magia, l'uso delle arti magiche, con la fede in Dio? Eh, è chiaro che a prima vista sembrano due cose inconciliabili, una non può incontrare l'altra e viceversa. In realtà esiste dunque palesemente una forma, diciamo così, di ignoranza oppure un preconcetto legato alla magia. Questo perché la magia viene utilizzata, diciamo così, ordinariamente per la realizzazione di intenti personali di tipo materiale. È chiaro che qui stiamo parlando di una magia che esiste, è reale, che dà anche frutto, ma che si rifà a forze esterne, sebbene, come ripeto sempre, non c'è nulla fuori di noi, è tutto dentro di noi, però ci affidiamo, diciamo, a delle intelligenze che lavorando su quelle che sono i nostri punti deboli, creano poi alla fine con noi una forma di accordo, no? E restiamo sempre in qualche modo in debito con queste entità, con queste intelligenze. Eh, non sto parlando comunque di questa forma di magia, non sto parlando di questo. Per me, quando intendo la magia, intendo sempre un percorso che ci avvicina alle varie emanazioni divine. Dunque, come si concilia l'accendere per esempio una candela a Giove con il rifarsi, il volersi avvicinare a Dio? Dobbiamo essere coscienti, consapevoli di una cosa, di un dato di fatto. Attualmente le traduzioni che abbiamo in nostro possesso della Bibbia tendono a generalizzare ehm, il nome che derivava nell'originale ebraico, traducendolo con un più comune Signore, il Signore, oppure il Dio della guerra, oppure Dio semplicemente e così via. In realtà, se noi ci dovessimo rifare al testo originale, scopriremmo che esistono molte più sfumature. E queste sfumature non sono casuali perché oggi mi va di dire Signore, oggi mi va di dire Dio. Sono ciascuna una precisa emanazione divina. Facciamo un esempio. Quando Mosè incontra Dio, l'angelo del Signore, nel rovetto ardente, incontra Eie, incontra Io sono, infatti si presenta Io sono colui che è, io sono colui che sono, che però nella traduzione si perde un pochino il potenziale reale di quella parola, perché potrebbe anche voler dire io sono colui che sarai, che sei destinato ad essere. Dunque è un'emanazione, è l'emanazione dell'io sono, cioè io già sono colui che tu sarai, oppure io sono colui che è, cioè che esiste da sempre. Dunque ci rendiamo conto che questa è un'emanazione e questo significa che Dio genericamente noi lo chiamiamo Dio, ma non ha un unico aspetto. Quando noi dunque ci dobbiamo rifare a questo punto alle competenze e conoscenze cabalistiche, perché quando noi immaginiamo appunto Dio, immaginiamo una forza primaria e questo è la verità, cioè esiste un'unica sorgente che secondo la Cabala è l'Ein Sof, cioè il regno dell'ineffabile da cui tutto discende. Poi c'è una prima Sefira che è la Keter ed è talmente irraggiungibile, talmente elevata che per farsi conoscere deve discendere a un grado più basso e confinarsi, diciamo così, in quella che è la Dat. È una sefira che in realtà in molti alberi cabalistici non compare. In realtà c'è, ma è il frutto di quello che è intelligenza e di quello che è saggezza, cioè le due seconde sefire
scusate, Sefirot, eh, che coniugate insieme danno l'intelletto più alto e il mezzo della conoscenza del divino. Dunque, cosa succede? Guardando all'albero cabalistico ci rendiamo conto che ogni sefira non è altro che un'emanazione del divino. Dunque, quando per esempio nella Bibbia viene menzionato il dio della guerra, ci stiamo rifacendo a Gevurah. Gevurah è la sefira che corrisponde, diciamo così, a Marte, cioè la sefira del rigore. È chiaro che il rigore non disdegna la lotta laddove è necessaria per riportare gli equilibri. Dunque, cosa voglio dire? Se purtroppo la nostra formazione cattolica ci impedisce di vedere tutte queste sfumature, ci fa sentire in colpa riguardo al fatto di accendere una candela a Marte o accenderla a Giove, in realtà la Cabala ci insegna che tutte queste forze sono inizialmente intanto dentro ciascuno di noi, qualcuna più sviluppata, qualcuna in forma più latente, e il fatto di rivolgersi a un'emanazione piuttosto che l'altra non significa assolutamente mancare rispetto a Dio, anzi è importantissimo che ciascuno di noi entri in contatto profondo con qualunque delle Sefirot, proprio perché è attraverso l'armoniosità, il funzionamento armonioso e coerente di tutte e 10 le Sefirot che noi entriamo in contatto col divino. Perciò è importante svilupparle in modo equilibrato, perché ricordiamoci sempre che esiste l'albero cabalistico, diciamo bianco, della vita bianco, esiste quello nero. Perciò anche qui è tutto raddoppiato perché siamo in una realtà duale e dobbiamo sempre fare lavoro di armoniosità, di armonia, di armonizzazione tra un piatto della bilancia e l'altro, tra un braccio e l'altro, cioè noi dobbiamo perseguire la via regale, cioè la via dell'equilibrio. Dunque, ricordiamo sempre che esistono i doppi volti di ogni cosa e ricordiamoci che Dio viene tradotto in modo generale, ma può manifestarsi in più forme, così come si manifesta in ciascuno di noi, ognuno con la sua peculiarità. Pertanto, come ci insegna l'albero della vita, ma come ci insegna il libro della natura, non esiste un'unica realtà, esiste un'emanazione prima, esiste una sorgente una e poi a cascata discesa i vari raggi della luce diversi. Immaginiamo il prisma che scinde la luce bianca, la luce diciamo quando è ancora una e poi emana appunto questo arcobaleno di luci. Ecco, le varie Sefirot sono l'arcobaleno di quella che è la luce primordiale principale. Non abbiamo dunque timore a entrare in connessione con le singole luci, perché è importante invece portarle in equilibrio dentro di noi, conoscerle dentro di noi, capire come lavorano sia in eccesso che in difetto e ristabilire il loro corretto funzionamento, perché ciascuno dei singoli vasi, perché è un altro modo di chiamare queste emanazioni, queste ruote, ciascuno dei singoli vasi è necessario sia perfettamente funzionante, proprio perché scorra e discenda correttamente la luce, l'amore, la saggezza e tutto quello che ci proviene come benedizioni dall'alto e in vasi appunto sani, che siano in grado di contenere il tutto e di passare a sua volta alla Sefirot che segue, Sefira successiva. Ehm, Dunque ricordiamoci sempre, le emanazioni divine sono ehm, più d'una sono dunque quelle con cui dobbiamo entrare in contatto, in connessione profonda e assolutamente dobbiamo stare tranquilli perché questa forma di magia apre semplicemente dentro di noi quelle che sono le porte d'accesso per le varie emanazioni divine. Con questo io vi ringrazio, vi saluto, vi invito a studiare la Cabala
e a seguirmi perché vi donerò altre piccole perle. Grazie per avermi ascoltato fino qui. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegard.